A tutti, grazie intanto dell'ospitalità e della partecipazione di tutte quante le associazioni di Chioggia al nostro progetto che compie quasi 10 anni, la cui filosofia l'ha espressa il direttore dottor Talben. Noi cerchiamo di portare non solo, diciamo così, l'ospedale sul territorio, ma anche di potenziare al massimo il nostro ospedale. Quindi due filoni: potenziare praticamente il nostro ospedale e offrire tutte le risposte che i turisti ci chiedono, inoltre portare la sanità, il nostro ospedale, la risposta alle richieste di salute anche sul territorio. Attraverso che cosa? Attraverso questi ambulatori infermieristici. Ce ne sono 4 dislocati lungo il litorale di Sottomarina e Isola Verde. Oltre al punto infermieristico Astoria abbiamo il punto infermieristico Ascot, Gran Sostanco e Smeraldo. Ci sono inoltre dei ambulatori medici di medicina turistica, uno all'Isola Verde, uno sempre all'Ascot e uno in prossimità del pronto soccorso. In questa maniera il turista può trovare una risposta in tempi rapidi, perché come sappiamo tutti i pronti soccorsi sono congestionati e quindi questa offerta di salute va in questa direzione. Oltre a un'offerta di salute, come diceva il direttore, ci sono tante altre iniziative che riguardano la prevenzione, così noi facciamo dei corsi in spiaggia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare, perché l'intervento del cittadino è fondamentale, come pure avere qui un infermiere o un medico che possono subito intervenire sul territorio. C'è inoltre un dispiegamento di mezzi non indifferenti, abbiamo 2 quad, uno all'Isola Verde e uno qui a Sottomarina. Entra in gioco anche la motomedica d'estate. E quest'anno vorremmo anche fare di Sottomarina una spiaggia sicura per le donne, quindi anche un'iniziativa contro la violenza di genere. Anche per questo Chioggia si è dotata di un protocollo per gestire anche queste situazioni purtroppo spiacevoli che purtroppo si verificano durante anche la stagione estiva. Quindi un progetto molto articolato, di cui ringrazio la direzione, che ringrazio la regione che lo finanzia ogni anno, e ringrazio le associazioni che contribuiscono con noi per rendere sempre migliore questo progetto ogni anno, e ne è un esempio questo punto infermieristico a Storia. Lascio la parola